Giovedì 2 gennaio 2025, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Parliamo del Gazzettino e del Corriere delle Alpi, le due prime edizioni per quanto riguarda il nuovo anno, il 2025. Incominciamo con la prima pagina del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano ci porta a San Vito di Cadore. 3 scalatori sbagliano discesa e restano bloccati nella notte, salvati dopo 6 ore di intervento. E per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, un'immagine degli scalatori salvati appunto dal soccorso alpino. L'approfondimento di Michieli lo troveremo a pagina 29. Replica il ministro del turismo, da sempre sponsor dell'opera. Zaia a Sant'Anché, l'aeroporto di Cortina non si farà più. Il presidente: c'era un progetto dei privati ma oggi non ci sono più né soldi né condizioni. Aeroporto di Cortina, il presidente della regione Veneto Zaia gela le aspettative della Sant'Anché. Anni fa sono stato il primo fautore di un aeroporto a Fiames, ma oggi quel progetto è morto e sepolto e non è più riesumabile, non ci sono più né gli investitori né le condizioni per poterlo fare. L'approfondimento di Dalmassa, pagina 28. Sempre da Cortina, Cristillin, la pista da bob è un errore colossale. La pista da bob a Cortina è un errore colossale, lo dice Evelina Cristellini, dirigente sportivo ma soprattutto ex presidente esecutivo del comitato promotore dei Giochi invernali di Torino del 2026. L'approfondimento a pagina 16. La denuncia della CGIL, nuove tariffe della sanità in Veneto, costi più alti. In Veneto tariffe per le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dai privati accreditati più alte rispetto a quelle nazionali. Questo in base alla delibera del 15 novembre con cui la Regione ha deciso di prorogare di 3 mesi il proprio nomenclatore. La CGIL parla di un aggravio di 100 milioni sul fondo sanitario regionale. L'approfondimento di Birlinghieri lo troveremo da pagina 2 a pagina 3. Queste dunque le notizie principali, i richiami dedicati alla provincia di Belluno e del Veneto che trovate sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano è anche quella trovata sulla prima pagina del Corriere, ovvero Capodanno in parete, salvati 3 giovani. Poco più che ventenni erano rimasti incrodati a San Silvestro mentre scendevano dai lastoi De Formin fra Cortina e San Vito di Cadore. Cadute in pista, malori e 220 accessi al pronto soccorso, la nuova rete di emergenza ha resistito alla pressione. L'approfondimento di Di Bona a pagina 2. Il personaggio Botti in piazza, anche l'artificiere della questura. Notte di Capodanno tranquilla sul fronte Botti, nessun ferito a vegliare. Nella notte di Capodanno l'artificiere della questura di Belluno Andrea Faccin era stato il questore di Belluno Roberto Della Rocca a presentare la campagna di prevenzione avviata dalla polizia. L'approfondimento di Bonetti a pagina 2. Pieve di Cadore, infarto in piazza durante la festa, 64enne soccorsa, è intervenuta subito l'ambulanza del presidio sanitario. La firma dell'articolo di Pozzonello lo troveremo a pagina 13. Cortina, in un igloo il plastico della stazione. Domani sarà svelato il progetto per il piazzale della vecchia stazione ferroviaria di Cortina. In un igloo aperto ai cittadini, un totem avatar e il plastico. L'approfondimento di Di Bona a pagina 13. E la foto di copertina è la tradizione che riguarda una comunità tra Santa Giustina e San Gregorio nelle Alpi. Santa Giustina e Pedavena, 5° anno ormai, una tradizione. Tuffo nel Veses, c'è anche un 77enne ieri nel Veses per i soci Onda Blu di Santa Giustina e Pedavena. E ovviamente in questo caso il tuffo è stato fatto tra San Gregorio nelle Alpi e Santa Giustina. L'approfondimento di Fontanive lo troveremo a pagina 8. Val di Zoldo, una tassa sui brasiliani, il sindaco è inutile. Il sindaco di Val di Zoldo, dove ogni giorno si vive il dramma delle centinaia di oriundi, soprattutto brasiliani, che chiedono la cittadinanza italiana iure sanguinis, boccia il provvedimento del governo che intenderebbe risolvere il problema applicando una tassa di 600 euro a richiedente. Così non si risolve niente, spiega De Pellegrin, perché si lascia scoperto il problema più grosso, ovvero del personale ormai ridotto all'osso. Non vorremmo fosse un contentino per poi silenziare il tema, perché la questione è molto più complessa e profonda di un contributo di 600 euro. L'approfondimento di Giovanni Santin lo troveremo a pagina 10.
Cesio Maggiore, vandali con lo spray a Villa Centenere, uno sfregio a tutta la comunità. Imbrattata la storica Villa del Centenere a Cesio Maggiore, un gesto ignobile verso un bene storico di grande valore nei confronti di una famiglia che ha sempre dimostrato grande disponibilità verso la comunità. Spero che l'autore o gli autori, con uno slancio di coraggio, si assumano la responsabilità. L'approfondimento di Scarton lo troveremo a pagina 9. E sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, Colle Santa Lucia, il comune senza acqua per 12 ore. Il dossier Will, sanità e bus, i problemi più importanti, l'approfondimento di Marsiglia a pagina 10. E a proposito di ostetricia, ultimo nato del 2024 e il primo del 2025, entrambi a Belluno. L'ultimo vagito del 2024 e del primo del 2025 sono stati emessi nel reparto di ostetricia e ginecologia del San Martino di Belluno con la nascita dei piccoli Enea e Diego. Il primato di nascite rimane a Santa Maria del Prato di Feltre con i suoi oltre 700 parti nel 2023. L'articolo di Scarton lo troveremo a pagina 3. Per quanto riguarda lo sport, sci di fondo, Barp, primo italiano alla tappa di Dobbiaco del Tour de Ski. L'articolo di Tavosanis a pagina 14. Hockey, Afrocortina con Zelam apre un trittico complicato, l'articolo di Dibona a pagina 14. E per la cultura, una montagna di libri, Falcinelli e la genesi del volto dell'antichità ai selfie di oggi. Il saggista ospite della rassegna cortinese presenta il suo libro oggi in sala Alexander Girardi, domani toccherà a Francesco Vidotto. L'approfondimento di Dibona a pagina 15. Eccoci quindi a pagina 2, la notizia che ha aperto entrambe le edizioni dei quotidiani bellunesi. Capodanno, notte di soccorsi, 3 padovani sbagliano via e restano incrodati a 2600 metri, cadute in pista, malori e oltre 220 accessi nel pronto soccorso. Tra l'ultimo dell'anno e ieri numerosi interventi di Falco sulle piste da sci di tutti i comprensori per portare aiuto. Oltre 220 accessi nei pronto soccorso bellunesi sono il 31 dicembre, più 11 interventi dell'elicottero con Falco 1 e Falco 2 in azione. È stata una notte di Capodanno e un inizio 2025 impegnativi per la rete dell'emergenza-urgenza dell'USL Dolomiti. Nelle ultime ore del 2024 è arrivata alla centrale SUEM di Pieve di Cadore la chiamata di 3 giovani incrodati sulle pareti verticali dei lastoi dei Formin in territorio del comune di San Vito di Cadore, nel gruppo della Croda da Lago, sopra Cortina d'Ampezzo. Mentre tutti ci si accingeva a festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno, nella notte di San Silvestro, questi 2 giovani padovani di 24 e 21 anni e una ragazza di Vigonza, Padova, di 21 anni, erano rimasti incrodati sulle strapiombanti pareti dei lastoi del Formin. I 3 erano illesi ma non riuscivano a rientrare, erano bloccati, sospesi nel vuoto. È stato un intervento molto impegnativo, super lavoro infine anche per i vigili del fuoco, 7 interventi effettuati nella notte di San Silvestro e nelle prime ore del 2025, esclusivamente per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno. E sempre in merito al Capodanno, tanti botti ma nessun ferito, in piazza a controllare anche l'artificiere della questura, che vediamo in questo scatto per chi si sta guardando da Facebook o YouTube. Ma ecco una bella notizia che troviamo a pagina 3, Cicogna in volo sul San Martino, ultimo e primo vagito a Belluno. Il 2024 si è chiuso con la nascita di Enea Ieraci. Alle prime ore di ieri è nato Diego Londero. Il Santa Maria del Prato a Feltre mantiene il primato provinciale del numero di parti, sono stati oltre 700. In questi scatti vediamo appunto gli ultimi nati del 2024 e il primo nato del 2025, tutti accolti anche dai primi cittadini del comune di Feltre per quanto riguarda il Santa Maria del Prato, e per quanto riguarda San Martino siamo nel capoluogo dal sindaco Oscar De Pellegrin. L'imprevisto, il maestro della banda scivola sul ghiaccio per un giorno, da primo cittadino a primo sax tenore. Cristian Roldo, da 6 mesi sindaco di Sedico, a Capodanno si è tolto la fascia tricolore e ha inforcato il sassofono tenore, strumento che aveva suonato in gioventù, ed è per partecipare al tradizionale giro delle frazioni del comune con la banda cittadina. Siamo a pagina 5, notizia che riguarda sempre la sanità. La sanità è il primo bisogno dei bellunesi. L'indagine Will ha coinvolto quasi 2000 cittadini in provincia. Gli over 60 pensano alla salute, mentre gli under 18 ai trasporti. Toigo, la vera questione è il rapporto con i medici di base che danno appuntamenti dopo settimane dalla richiesta. E vedremo appunto, possiamo vedere in questo scatto un grafico che rappresenta i principali problemi da risolvere secondo i bellunesi. L'ambiente al 6,6%, la casa all'8,1%, l'istruzione al 9%, il lavoro al 28,3%, la sanità al 29,2%, la sicurezza al 10,8%, i trasporti al 7,8%. Per fasce di età, ecco l'interesse maggiore
Sotto i 18 anni i trasporti 37,5%, tra i 18 e i 39 anni il lavoro per il 32,7%, tra i 18 e i 59 anni il lavoro ancora 33,1% e sopra i 60 anni per quanto riguarda questa fascia di età il bisogno principale è la salute e la sanità, quindi con il 56,1%. Stanziati i contributi a 47 associazioni, grazie ai volontari la città è migliore. A dichiarare l'Oscar dei Pellegrini è un segnale di vicinanza a chi senza chiedere investe per il bene della comunità. Ma continuiamo con pagina 7. Capodanno fa il botto con 3.000 persone, la festa in centro non ha deluso gli organizzatori e il villaggio di Natale si appresta a toccare 100.000 passaggi in 30 giorni. Sul palco 3 DJ, poi Topinelli, gli assessori Gamba e Luciani. Intanto la pista di pattinaggio resterà aperta fino a fine mese e per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, alcuni scatti dei bellunesi e non solo che hanno deciso di festeggiare l'ultimo dell'anno in Piazza dei Martiri. Ma sempre dal capoluogo, bambini senza pulmino a Tassei, inevasa la richiesta dei genitori, servizio da garantire soprattutto a chi abita lontano dalla scuola. Siamo nel Feltrino, precisamente a San Gregorio, tuffo propiziatorio nel Veses Rieccoli, l'iniziativa di Angelo Paganino continua a far proseliti e include nella pattuglia anche il 77enne Valerio Bolzan. Il difficile è spogliarsi, stare in costume e mettersi i piedi nell'acqua fredda, ma una volta dentro comincia a star bene. Questa è la dichiarazione di Angelo Paganin, che lo vediamo assieme al gruppo che ha deciso di tuffarsi per questo buon auspicio del nuovo anno 2025. Santa Giustina Capraro dal Pane e Pandini, ricordati i cittadini illustri. E continuiamo con il Feltrino, siamo a pagina 9, una brutta notizia in questo caso che ci porta a Cesio Maggiore. Vandali imbrattano Villa delle Centenere. Nella notte di Capodanno la storica struttura risalente al XVI secolo, riempita di scritti e disegni creati con lo spray. Sindaco Zanella, il primo giorno dell'anno era dedicato alla festa, dispiace per i proprietari, persone da rispettare. Vediamo appunto in questo scatto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, come è stata ridotta una delle facciate di questa storica villa presente a Cesio Maggiore. Continuiamo con pagina 10, tassa per gli oriundi è inutile. Siamo nel comune di Val di Zoldo. Il sindaco dei Pellegrini ritiene ininfluente la soluzione da far pagare 600 euro per ottenere la cittadinanza italiana. Resta il nodo del poco personale per sbrigare le pratiche che intasano gli uffici e degli alti costi legati ai nuovi cittadini. Tambre, fanfara mercatino, tombola karaoke, decolla la festa in paese. Tutti gli eventi li troverete in questo articolo a firma di Giovanni Santin. Noi continuiamo con pagina 11, Colle Santa Lucia, paese a secco a Capodanno, ora basta. Dalle 23 del 31 dicembre fino alle 11 di ieri, niente acqua a Colle e sale la protesta per la scarsa manutenzione. Dopo una raffica di telefonate, Binge SP ha inviato tecnici con l'autobotte e se fosse scoppiato un altro incendio, questo a porselo la comunità di Colle Santa Lucia. Spostiamoci a a Pieve di Cadore, infarto al Capodanno in piazza salvata. La donna, 64 anni, di San Pietro, si è accasciata cadendo all'improvviso, soccorsa subito dall'ambulanza presente, poi la corsa al vicino ospedale. Sarebbe fuori pericolo proprio grazie alle cure tempestive del piano di sicurezza. Cortina d'Ampezzo, stazione, progetto svelato in un igloo. Da domani si potranno conoscere i dettagli dell'intervento con tanto di plastico. La protesta di De Zanna, una presa in giro, la protesta del consigliere di minoranza. E da Pieve di Cadore, ragazzi e genitori a scuola di formazione sportiva in Sala Cosmo, incontro interessante organizzato da TSKS Belluno e Palestra Iefeso. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi con le notizie riferite al territorio bellunese. La prima la troviamo a pagina 15. Strutture sportive, VHV Arena e piscina, il comune punta ai fondi regionali. Venezia mette sul tavolo 11 milioni per lavori negli impianti. Belluno candiderà il rifacimento della ex Spes, park compreso. L'assessore Roccon, necessaria anche interventi nelle vasche nuoto, sul tetto e le finestre. Notizie di spalle, il provvedimento IMU e Tasi non pagate per 57.000 euro, scatta la riscossione. Aperti 6 bandi di concorso, Palazzo Rosso cerca personale per gli uffici. Per maggiori informazioni visitate il sito del comune di Belluno.
Verso Milano Cortina 2026, l'analisi Cristallin pista da bob è un errore colossale. Dirigenti del comitato organizzatore di Torino 2026 costruì l'impianto di Cesana. Zaia ha fatto bene a infilarsi con un piede nei giochi dopo il rifiuto del Piemonte. Vediamo in questo scatto sopra la pista di bob skeleton e slittino di Cesana, protagonista delle Olimpiadi di Torino 2006, a destra in alto il cantiere del futuro Sliding Center di Cortina che prosegue a pieno ritmo la sua costruzione. A destra in basso una ricostruzione della partenza della pista da bob Eugenio Monti di Cortina. L'intervista a firma di Alessandro Micheli. A questo punto tutti speriamo che venga realizzata, ma la pista da bob di Cortina è un errore colossale, non usa mezzi termini. Evelina Cristallin, ex atleta parte della nazionale italiana di sci alpino femminile e dirigente sportivo, lo dice nonostante abbia aiutato il presidente del CONI Giovanni Malagò nella candidatura dei Giochi 2026. C'ero anch'io a Losanna quando ci hanno assegnato le Olimpiadi, figuriamoci se tifo contro i Giochi, sono super pro, ma questo non cambia la mia opinione. Io non avrei riaperto il bando per la pista da bob, sappiamo tutti che è stata una decisione politica e quindi dico la storia si ripete. L'approfondimento vi aspetta a pagina 16. Siamo a pagina 17. I dipendenti vanno a fare volontariato, 8 ore vengono pagate da Epta Costan. Nel 2015 decollerà anche a Limana il progetto Epta Gives che mira ad avvicinare le persone all'associazionismo. Gli ambassador presenti in azienda mettono in contatto i colleghi con le onus. E continuiamo con pagina 18, anche il Corriere delle Alpi dedica spazio agli ultimi nati del 2024 e al nuovo nato del 2025. Ecco i primi nati che salutano il 2024, Diego ha inaugurato il nuovo anno. Capodanno con 200 accessi in ospedale, molti bellunesi hanno dovuto ricorrere alle cure del più vicino pronto soccorso, nessun ferito invece per i botti. Notizia simile trovata anche sul Gazzettino di Belluno. Ma sempre dalla sanità siamo a pagina 20, Belluno spinge sulla telemedicina verso l'ospedale senza posti letto. L'USL numero 1 la sta sperimentando con ospiti dell'RSA e farmacie. Il presidente della regione Veneto Zaia, così i medici ci assisteranno direttamente in casa. Continuiamo con pagina 22, bacino di pesca, 10, oltre 500 soci iscritti e quasi 2000 permessi turistici. Calano le catture per i limiti posti dalla carta ittica regionale Zanin, ma tra i giovani molti preferiscono la tecnica no kill. Sempre dal Feltrino, iscrizioni dall'8 al 31 gennaio, parte l'iniziativa Scuola Aperta. L'Istituto Comprensivo di Feltre pianifica dal 9 al 15 gli incontri orientativi per genitori e bambini. Siamo a Sette Ville, rapina a campo e caccia ai 2 malviventi. La vittima ha ricostruito quanto accaduto la settimana scorsa e i carabinieri indagano, ma manca un movente chiaro. Cesio Maggiore, Villa Centenere, muri, balconi e porta sfregiati dai vandali, notizia anche in questo caso trovata nell'edizione del Gazzettino di Belluno. E rimaniamo invece a Cesio Maggiore, una famiglia di orsi a busche, ne abbiamo visti almeno 3. Le 2 macchie scure indicano mamma orsa e uno dei cuccioli ed eccoli qui. Continuiamo con pagina 25, Borgo Valbelluna, IMU più cara per la produzione, così non si aiutano le aziende. La maggioranza del Consiglio Comunale ha deciso un aumento dello 0,1 per 1000, la minoranza all'attacco, c'erano le soluzioni adatte per ridurre le tariffe. Notizia di spalle, Limana, DUP e bilancio dividono il comune, i nostri obiettivi sono chiari. Continuiamo con Sospirolo, telecamere contro i vandali, ce le ha richieste la scuola. Notizie dall'Alpago con pagina 26 del Corriere delle Alpi, strada Pieve-Plois da completare, il comune accelera il nuovo cantiere. Il programma triennale dei lavori pubblici prevede la realizzazione del secondo e del terzo stralcio, si procede con le mense scolastiche finanziate con il PNRR. Peterle, il sindaco di Alpago, soddisfatti per i tempi. Altre 2 notizie dall'Alpago, Chies d'Alpago, bilancio comunale in equilibrio, tasse e tariffe restano invariate. Alpago Sport Werri che chiuderà il 18 dopo oltre 45 anni di attività. Agordo, campi da tennis e bocciodromo, si cambia, il programma per gli impianti sportivi di Agordo prevede interventi di riqualificazione e modifiche di destinazione d'uso. Livinallongo del Col di Lana, Nageler su Dolomiti for All e Consorzio Forestale, rinunce che rivendico, questa è la dichiarazione del primo cittadino del comune di Livinallongo del Col di Lana. Agordo, Follador de Rossi, gli ex studenti promuovono il percorso di studi. Siamo a Cortina d'Ampezzo, la notizia che ha avuto un richiamo dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, il dibattito, Zaia è categorico, mancano i fondi, l'aeroporto a Cortina non si fa. Il presidente ricorda, l'avevo sostenuto anch'io, ma quel progetto di iniziativa privata non esiste più.
Cortina Audi Fischi World Cup 2025, 5 linee dedicate ai tifosi e navette dal Parco Acquabona. Cortina addio Emanuela, commessa di 55 anni. Addio Emanuela Lacedelli, è morta a 55 anni, la figlia più giovane di Lino Lacedelli, uno dei protagonisti dell'impresa che nel 1954 portò l'Italia in cima al K2. Continuiamo con la rubrica Cultura e Società, Confronti 75-2025, così il rock ci ha cambiato la vita. I 50 anni di Due pietre miliari, Wish You Were Here, Il diamante pazzo dei Pink Floyd e A Night at the Opera, il quarto capitolo dei Queen con Freddie Mercury. E dalla rubrica Giorno e Notte, l'artista, quei volti di donna nell'arte di Janese, così la pittrice abbatte gli stereotipi. La San Nicolese è in programma 2 eventi in provincia, intanto il 2024 si è concluso con il suo carico di premi. Sport sci nordico Tour de Ski, Barpa a ridosso dei primi 10, da domani la Val di Fiemme. Il trichianese 13° assoluto, grazie agli ski men, avevo materiali pazzeschi. Si ritira il Sappadino Graz, fra le donne Anna Comarella ha chiuso al 29° posto. Calcio di Serie D, Bertagno frena Mercato Dolomiti, intanto recuperiamo tutti gli infortunati. Calcio a 5 Serie C1, fra Sponga e Orsi, possibile derby nel cammino verso la Coppa. Rugby Serie B, a Spodello il Feltre ha una rosa giovane che può consolidarsi per una decina di anni. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Cielo nelle prime ore molto nuvoloso o coperto, con foschie anche dense sulle zone pianeggianti, poi ampie schiarite a partire dalle zone montane fino ad aversi un cielo sereno o poco nuvoloso. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, e buon 2025 a tutti.